Cosa unisce la guerra dei cent'anni con la storia delle signorie italiane ed in particolare con una battaglia passata alla storia presso Castagnaro nel Veronese? Beh, più di quanto sembri. Infatti nel 1360, a seguito del trattato di pace di Bretigny, Francia ed Inghilterra avevano cessato le ostilità in Francia. Questo evento comportò lo sbandamento di molti cavalieri militanti nelle rispettive armate. Un gruppo di questi combattenti si raggruppò in una compagnia di ventura al comando del tedesco Albert Sterz. Questa compagnia di ventura venne chiamata Compagnia Bianca per via del luccicore delle armature dei suoi combattenti. La compagnia fu chiamata in Italia nel 1361 al servizio del marchese di Monferrato, dimostrando la superiorità delle proprie tattiche, sconfiggendo nel Novarese la grande compagnia del conte Lando. Le tattiche della Compagnia Bianca prevedevano infatti molte innovazioni che gli inglesi avevano sperimentato con successo nella guerra dei cent'anni, come l'uso di arcieri dotati di arco lungo e il far combattere i cavalieri pesanti smontandoli da cavallo come truppe di fanteria pesante. Così facendo venivano risparmiati i cavalli che sarebbero stati resi disponibili dai servitori dei cavalieri in caso occorresse ritirarsi o inseguire i nemici in fuga. Queste innovazioni permisero alla Compagnia Bianca di essere una delle protagoniste della vita militare e politica italiana per tutto il Trecento. Sconfitta e dispersa la grande compagnia del conte Lando, la Compagnia Bianca passò al soldo dei pisani in lotta contro i fiorentini. Nel 1364 la compagnia fu sciolta, per poi essere ricostituita al comando di quello che sarebbe diventato uno dei capitani di ventura più importanti del Trecento italiano, ovvero John Hawkwood, il cui nome italianizzato divenne Giovanni Acuto. L'Acuto fu uno dei capitani di ventura attento alla propria reputazione, di qui la sua diligenza nel portare a compimento le condotte che gli venivano affidate. La cosa gli valse il rispetto dei suoi committenti, abituati alla inaffidabilità delle compagnie di ventura dell'epoca. La ricostituita Compagnia Bianca rimase al soldo pisano unendosi come alleati dello Stato della Chiesa nella guerra contro Firenze. Queste compagnie avevano un carattere prettamente imprenditoriale, ne è una prova il fatto che dopo tanti scontri contro Firenze, nel 1378 la compagnia passò al soldo proprio della Repubblica Fiorentina, rimanendovi fino al 1387, anno in cui venne soldata dalla signoria dei Carraresi di Padova nella guerra contro gli Scaligeri di Verona. In quegli anni Venezia, Udine e Verona erano alleate per contenere l'espansionismo padovano. Padova, dal canto suo, aveva trovato nei Visconti di Milano il contraltare alla alleanza rivale. Proprio nel 1387 Padova si sentiva abbastanza forte da passare all'offensiva invadendo il territorio veronese. L'esercito veronese riuscì però a manovrare abilmente, obbligando i padovani a cercare di riportarsi sulle proprie linee di rifornimento presso Castagnaro. Era l'11 marzo 1387. E l'esercito padovano, demoralizzato per la penuria di viveri, era accampato presso Castagnaro, in attesa di oltrepassare l'Adige e riportarsi a Castelbaldo, dove i Carraresi avevano fatto arrivare i rifornimenti. Il territorio circostante si presentava pianeggiante e ricco di paludi e canali. Il capitano padovano Giovanni Acuto dovette aver pensato che si trattasse di un terreno ideale per pianificare un agguato e ridare vigore alle proprie truppe. I veronesi, dal canto loro, galvanizzati dal successo della loro strategia, non vedevano l'ora di dare il colpo di grazia all'esercito padovano. L'esercito padovano era inferiore a quello veronese, che contava circa 9.000 cavalli, 16.000 fanti, 1.000 pavesai e 1.600 balestrieri, mentre i padovani potevano schierare 9.500 effettivi tra gente a cavallo e con l'arco e 3 schiere di 1.000 fanti. I padovani tuttavia potevano disporre della superiore tattica della Compagnia Bianca e dei loro terribili 600 arcieri inglesi. Fu così che Giovanni Acuto fece schierare i suoi cavalieri appiedati in cima ad un canale che tagliava una piana acquitrinosa tra Castagnaro e l'Adige. Ai fianchi del suo schieramento, come già avevano sperimentato gli inglesi nella guerra dei cent'anni, vennero schierati arcieri e balestrieri. Fu così che nelle prime ore dell'11 marzo 1387 i veronesi attaccarono i padovani attraversando la pianura acquitrinosa. Quando si trovarono di fronte al canale che li separava dai padovani, i soldati veronesi procedettero a riempirlo di sterpaglie per attraversarlo.
Una volta completata questa operazione, l'esercito veronese si riorganizzò per riprendere l'offensiva e fu a questo punto che Giovanni Acuto fece intervenire i propri arcieri e balestrieri. Il terribile tiro incrociato di questi generò il caos tra le fila veronesi. A questo punto il comandante padovano ordinò l'attacco generale. I veronesi, disorganizzati ed impossibilitati a muoversi o a ritirarsi nel terreno paludoso, vennero massacrati dai cavalieri appiedati avanzanti e dalla cavalleria guidata da Giovanni Acuto, che avanzò gridando sinistramente «Carne, carne!» per incitare i suoi al massacro. La rotta veronese fu totale. L'esercito veronese a fine giornata perse 800 uomini, mentre 8.000 vennero fatti prigionieri. 6.000 cavalcature furono catturate di fronte a perdite irrilevanti tra i padovani. La grande vittoria di Castagnaro segnò la fine della signoria degli Scaligeri, che lasciarono Verona. Tuttavia i Carraresi non ottennero ciò che desideravano, poiché il duca di Milano Gian Galeazzo Visconti non mantenne le promesse di spartizione dei territori concordate con i suoi alleati padovani ed occupò sia Verona che Vicenza. La rivalità tra due piccole città era stata sfruttata dall'ambizioso duca di Milano. La Compagnia Bianca passò quindi al soldo di Firenze fino alla morte di Giovanni Acuto nel 1394. Dopo la morte del proprio leader, la compagnia si sciolse progressivamente, lasciando dietro di sé il solo ricordo delle proprie gesta e della propria leggenda.